Benvenuti e buon giovedì, oggi è il 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:34, la luna si eleva alle 19:33 e cala alle 5:25. Oggi si celebra Santa Monica. Il nome Monica ha origine greca e significa monaca eremita. Oggi, 27 agosto, si celebra nel mondo la giornata mondiale per la fine dello specismo, un'idea che concepisce gli animali come esseri inferiori incapaci di provare sentimenti e dolore. Il termine compare negli anni 70, quando uno psicologo ritenne doveroso estendere il concetto di razzismo al di là della specie umana, fino a comprendere gli animali e tutti gli esseri che abitano il nostro pianeta. Secondo la dottrina antispecista, gli esseri umani condividono la Terra con altre specie viventi, pertanto la convivenza esclude ogni forma di violenza o prevaricazione da parte di un genere verso un altro. Esiste un vero e proprio movimento che chiede di incoraggiare un'alimentazione basata solo sulle risorse vegetali. Spegne oggi 47 candeline l'attore e regista americano Aaron Paul. È diventato una celebrità globale e un'icona della televisione grazie al ruolo di Jesse Pinkman nella pluripremiata serie cult Breaking Bad, interpretazione che gli ha fatto conquistare ben 3 premi Emmy. Festeggia anche 50 anni l'ex pilota automobilistico australiano di Formula 1 Mark Webber. Dal 2007 ha corso per la Red Bull vincendo 9 Gran Premi e salendo 42 volte sul podio. Nelle precedenti stagioni ha gareggiato per Minardi, Jaguar e Williams. Ed infine tanti auguri all'attrice romana Greta Scarano che oggi compie 40 anni. Sguardo magnetico e parlantina sciolta, ha debuttato sul piccolo schermo nella soap opera Un posto al sole. Poi la carriera è decollata con altre serie televisive come Ris, Roma, Delitti imperfetti e Romanzo criminale. Ha esordito al cinema con Qualche nuvola di Saverio Di Biagio e poi ha fatto parte del cast Suburra e nel secondo e nel terzo capitolo di Smetto quando voglio. Ha anche interpretato Ilary Blasi in Speravo de morì prima, serie TV di Francesco Totti. Il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Il 27 agosto, 73 anni fa, esattamente nel 1953, esce sul grande schermo Vacanze romane, che vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn accanto al già famoso Gregory Peck. La trama è una sorta di favola Cenerentola alla rovescia, in cui il personaggio maschile, il giornalista Joe Bradley, è a conquistare il cuore della reale principessa Anna, in vista ufficiale a Roma. Resta mitica la scena del giro in Vespa, grazie alla quale lo storico veicolo della Piaggio diventa famoso in tutto il mondo. Avete mai sentito parlare di vasca veloce? Durante le Olimpiadi abbiamo sentito alcuni atleti associare l'aggettivo veloce al termine vasca, perché esistono infatti dei parametri da tenere in considerazione affinché chi nuota possa farlo in condizioni ottimali, tra cui la scanalatura laterale della vasca. Possiamo facilmente immaginare l'onda che arriva dalle corsie ed incontra un bordo della piscina più alto del livello dell'acqua. In quel caso l'onda torna indietro e comincia ad interferire con le altre onde che arrivano, creando maggiore difficoltà al nuotatore più laterale. Se invece il bordo si trova allo stesso livello dell'acqua, le onde che si formano riescono a superarlo. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Il weekend comincia a intravedersi all'orizzonte. Scopriamo come si presenta questo giovedì di fine agosto. Ariete, siete pronti a recuperare terreno. Se nei giorni scorsi c'è stato qualche rallentamento nei vostri piani, oggi ritroverete la grinta ideale per superare ogni piccolo ostacolo. Toro, il cielo vi invita alla concretezza. È la giornata perfetta per mettere i puntini sulle i in un progetto di lavoro o in un accordo importante per i prossimi mesi. Gemelli, sarete particolarmente brillanti, ironici e chiacchieroni. Usate questa grande parlantina per fare colpo su chi vi interessa o per risolvere un vecchio malinteso. Cancro, continua la vostra scia fortunata. Siete avvolti da una bellissima energia che vi rende empatici, magnetici e sensibilissimi alle buone occasioni che vi circondano. Leone, un po' di stanchezza estiva potrebbe farsi sentire in mattinata. Non pretendete troppo da voi stessi oggi e delegate quello che potete. La serata richiede assoluto relax. Vergine, sarete dei collaboratori,
e degli organizzatori preziosi. La vostra capacità di fare squadra e di curare i dettagli logistici sarà notata e molto apprezzata da chi vi circonda. Bilancia. Vietato farsi prendere dall'ansia o dai dubbi dell'ultimo minuto su cosa fare o dove andare. Avete tutte le carte in regola per riuscire nelle vostre imprese, dovete solo crederci di più. Scorpione. Splendido slancio verso il futuro. Il cielo di oggi favorisce i viaggi, gli spostamenti e tutto ciò che vi permette di evadere finalmente dalla solita e noiosa routine. Sagittario. È una giornata utile per fare ordine nei conti, nelle scadenze o nei contratti. Una volta sistemate le questioni pratiche più noiose, vi sentirete subito molto più leggeri. Capricorno. Le relazioni restano in primo piano nel vostro cielo. Oggi cercate di non essere troppo rigidi o esigenti con il partner. La flessibilità e la dolcezza saranno le vostre armi vincenti. Acquario. Sarete sommersi dalle piccole cose dell'ultimo minuto da sbrigare. Organizzate bene il vostro tempo per non arrivare a sera con il fiato corto e non dimenticate di sorridere. Pesci. Giornata da 10 e lode per i sentimenti. Che si tratti di un amore storico o di una nuova, travolgente simpatia estiva, lasciatevi guidare dal cuore senza fare troppi calcoli. Che sia per tutti un giovedì straordinario. L'appuntamento con gli astri torna domani mattina. Nei campi della Pennsylvania si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. È il 27 agosto del 1859 quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo ad essere scavato col sistema del tubing, cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno attraverso il quale passa il liquido, spinto in alto dalla pressione. A congegno pensa Edwin Laurentine Drake, che da ex bigliettaio di battelli a vapore si trova in poco tempo nei panni di un businessman miliardario. È così che prende forma l'industria petrolifera. All'improvviso succede qualcosa di straordinario senza alcun preavviso. Potrebbe essere vincere la lotteria, incontrare una vecchia amica dopo anni o ricevere una proposta di lavoro incredibile. Gli inglesi lo chiamano out of the blue, cioè fuori dal blu, e serve a descrivere qualcosa che accade così all'improvviso senza alcuna previsione. Man Ray, all'anagrafe Emanuel Radnitsky, è stato un eccezionale artista del Novecento. Ha trasformato corpi e oggetti in opere d'arte, creando opere sorprendenti. È stato amico di Marcel Duchamp e ha tentato, senza successo, di portare il movimento Dada in America. Celebre fotografo per i suoi ritratti iconici, ha creato oggetti paradossali come il ferro da stiro Cadu. Nel 1921 ha anche esposto nella mostra surrealista di Parigi insieme a Miró e Picasso ed ha anche avuto una relazione con la modella Juliette Browner, che poi è diventata sua moglie. Alla sua morte ha lasciato l'epitaffio disinteressato ma non indifferente, evidenziando così il suo atteggiamento verso la vita. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. La vita è una cosa spiacevole ed io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra. E anche l'appuntamento di oggi termina qui, noi ci vediamo domani per altri spunti, curiosità e tanti matti da scoprire. Io vi auguro una buona giornata e mi raccomando, vi aspetto sempre qui sugli stessi schermi. A presto, dalla vostra Jaire.